Il nostro ospite è Raffaele Lai, presidente della Purifrutti di Nuoro. Allora, come massimo responsabile della società, quali sono i programmi per la nuova stagione che sta per partire? I programmi della nuova stagione sono sempre quelli che la società Purifrutti ha mandato avanti da 15 anni a questa parte. 2 campionati allievi, di cui uno regionale e l'altro provinciale, 2 squadre giovanissime, sempre regionale e provinciale, e poi tutto il settore giovanile, esordienti 2 squadre, pulcini 2 squadre, piccoli amici che lavorano nella palestra di Vialazzo, e abbiamo un bel serbatoio di utenza anche quest'anno. Ogni anno ci proponiamo sempre Di crescere, insomma. Di crescere, e questo è il nostro obiettivo, di far crescere i ragazzi, perché loro devono letteralmente giocare a pallone, essere impegnati e non essere portati via da altre devianze. Quando loro sono al campo, sia noi che della società che noi, i genitori dei bambini, sono tranquillissimi, Certo. perché sanno dove sono in un ambiente sereno, tranquillo, dove tutti quanti si rispettano l'uno con l'altro. Ecco, Presidente, io le chiedo, faccio una domanda un po' particolare. Come siete riusciti a strappare all'Atletico di Nuoro il dominio del calcio giovanile? Voi siete riusciti veramente a catturare i migliori talenti della città, e non solo. Per dire la verità, è stato non solamente l'abilità nostra nel portare dei programmi seri avanti, dove coinvolgevamo soprattutto i genitori nel nostro interno, ma soprattutto, secondo me, c'è stata qualche cosa che all'Atletico gli è mancata. Mentre prima erano loro la prima società nel settore giovanile, noi letteralmente siamo arrivati quanto loro, oppure Li avete superati, ecco. Forse li abbiamo anche superati. Ma questo qui non va a discapito che anche l'Atletico fa un buon Certo, è possibile lavorare entrambi. E si può lavorare entrambi, perché a Nuoro, in provincia, atleti ce ne sono tantissimi, Certo, bisogna curarli tutti quanti. Ecco, voi avete anche dalla vostra parte la collaborazione molto importante dei genitori, no? Che vi aiutano, vi sostengono, forse questa è anche la vostra arma vincente. Esatto, qualsiasi settore giovanile, se non c'è la collaborazione da parte dei genitori che vengono coinvolti in prima persona, il settore giovanile non andrà mai avanti. Solo loro che sono il fulcro nevralgico della società del settore giovanile. Certo. Poi naturalmente noi con il nostro impegno come dirigenti, come io presidente, cerco sempre di inculcare a loro qualcosa di particolare, perché ci sono delle carenze da parte di questi, e poi piano piano riusciamo a inserirli come collaboratori anche nel dirigenti accompagnatori delle squadre. Noi abbiamo, ogni squadra ha un allenatore e 6-7 dirigenti accompagnatori. L'80% sono genitori. Poi ci sono quelli del nostro direttivo che fanno parte nelle trasferte a portare i ragazzi fuori. Ecco, voi partecipate ogni anno tra l'altro a importanti tornei, alcuni veramente prestigiosi, dove siete la rappresentante della provincia di Nuoro. Certo, noi lo scorso campionato ci hanno invitato parecchie società, abbiamo ottenuto degli ottimi risultati, abbiamo vinto parecchi tornei. Per cui a Roma? Sì, tra cui quello di Roma, dove gli esordienti hanno vinto il torneo battendo squadre come il Parma, come il Cisco Roma, come la squadra di Bari. Poi abbiamo vinto il trofeo Muzzetto come gli esordienti, siamo usciti con gli allievi secondi. Insomma, tanti risultati importanti che dimostrano. Poi siamo andati a Oristano, abbiamo vinto il Top Gun di Oristano, sempre con gli esordienti, e poi andiamo avanti, poi andiamo a partecipare nelle società amiche, anche agli altri tornei, dove se il risultato non avviene siamo comunque soddisfatti, da parte certo. loro, siamo soddisfatti. Ecco, per chiudere le chiedo, per quanto riguarda la collaborazione con le altre società cittadine, in che rapporti siete? Ma noi abbiamo sempre detto che non precludiamo niente nella collaborazione con noi, siamo aperti. Se vengono a cercarci siamo disponibili a trattare. Da poco è venuto la Nuorese per il settore juniores, di cui ha preso diversi ragazzi che sono andati via. Certo.
la cordialità loro di voi, lo stesso che ha preso 4 ragazzi. Certo. Sì, voi siete costituiti un serbatoio per diverse squadre. Esatto, poi adesso col discorso del fuori quota tutte le società maggiori devono pensare esclusivamente a portarsi i fuori quota. Il fuori quota, certo. Se non hanno dietro un settore giovanile devono per forza andare a pescare in quelle società dove hanno un settore giovanile. E siccome noi ne abbiamo tanti ragazzi, ne escono tanti anche bravi, no? La scelta non vi manca, certamente. Esatto, ci vengono a chiederci quali ragazzi possono utilizzare loro e noi tramite Franco Cappello, che è il direttore sportivo, riusciamo a piazzare ogni anno tutti i ragazzi che vanno via dalla Puriforti, certo. Perché noi finiamo con siete solo società pura, come si dice. Esatto, noi prendiamo i ragazzi dai 6 anni ai 16 anni e il nostro lavoro è finito lì, finisce lì. Va bene, noi la ringraziamo, insomma speriamo veramente che Puriforti continui a essere un punto di riferimento per il calcio giovanile nuorese, non solo, e un bocca al lupo per tutte le squadre che sono impegnate nei campionati che stanno per partire. Grazie Presidente. La ringrazio anch'io e vorrei salutare tutto il mondo sportivo calcistico da parte mia e della società.